Seconda dall'Arcoveggio, una prova per 4 anni femmine, non vincitrici di 12.000 euro in carriera, l'1 Estrella, 2 Efra, 3 Shalmil, 4 Emma Point, 6 Elite GSO, seconda fila 7 Vita Peron, 8 Evening Star Ferm, 9 Evidence Ferm. Autostart che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Partite con il galoppo di Estrella, si riprende al volo, prova ad andare al comando Eshal Mill, ha sbagliato Emma Point. Eshal Mill subito in vantaggio nei confronti di Efra, di fuori Elite GSO, poi dalla seconda fila Evidence Ferm che va in seconda pariglia perché la posizione in corda la tiene Vita Peron negli altri più distanti. 200 metri in 15,3. Numero 8 Evening Star Ferm squalificato. Già ridotto il ritmo Antonio Di Nardo in salchi alla figlia di Muscle Mass, ha preso l'iniziativa in breve, ora si permette parziali a piacimento, 31,3 per i primi 400 metri di corsa. Allo scoperto c'è Elite GSO, poi in corda Efra che precede Vita Peron, seconda pariglia per Evidence Ferm che precede il resto del gruppo che si ricongiunge da errore. 600 metri in 47,3, passaggio davanti alle tribune con sempre Shalmil a condurre, all'esterno Elite GSO, poi Efra ed Evidence Ferm, non cambia nulla, 800 metri in 1,2 per la leader che prosegue nel suo percorso d'avanguardia, Elite GSO sempre all'esterno, Efra in corda, poi Evidence Ferm in seconda pariglia, 1000 di gara in 1,16,7 con una frazione in 14,7, segno che la leader ha accelerato dopo un primo giro tranquillo, prova ad allungare in costante progressione Eshal Mill, si mantiene sempre al salchi al largo Elite GSO, 14,5 per la retta opposta alle tribune, Eshal Mill al comando, Efra nella sua scia, cala Elite GSO, prova a venire in mezzo alla pista Evidence Ferm, 200 metri dalla conclusione, è in vantaggio Eshal Mill, prova a spostare dalla sua scia Efra che va all'attacco in mezzo alla pista Evidence Ferm, si difende Eshal Mill, insiste Efra all'esterno, Efra che va su Eshal Mill, Efra che nel finale viene a vincere nei confronti di una deludente Eshal Mill, al terzo posto Vita Peron, 1,14,9, 28,9 a chiudere. Successo di Efra da seconda in corda, Manuele Matteini, guida e training per i colori del signor Aldo Puccetti. Successo della figlia di Ghiaccio del Nord che sfrutta il comodo percorso da seconda in corda. Nella finale sposta e batte nettamente la super favorita Eshal Mill che si deve accontentare del secondo al terzo Vita Peron.